altri non vogliono, non faccio, ma se gli altri vogliono, faccio. Io mi esibisco per il pubblico e per il pubblico amatoriale di internet, YouTube, anche per il pubblico umano mi esibisco. Buonasera, io sono un DJ amatoriale che ama la musica. Come sapete, i DJ amatoriali amano la musica e fanno divertire gli altri. I DJ amano la musica, fanno divertire gli altri e fanno ballare la gente. Il vero artista è quello con la A maiuscola, come quello come Maria Grazia, quello vera artista perché canta, come me che sono un vero artista perché faccio video e faccio un DJ. E poi vabbè, diciamo che ci sono anche degli artisti, sono anche quelli che fanno le show, gli animatori delle feste, come Tonatello. Lui non ha fatto nessuna scuola, ma per le persone fa ridere, mentre si cantare, fa ridere come persone. Non importa anche se tu non hai fatto scuola, puoi metterti lì e canti e reciti e fai tutto. Ma io ho fatto la scuola ed è bravissimo. Ma io ho fatto solo una scuola di DJ, una scuola di canto. Scuola di canto non l'ho fatto perché sono negato. Però quel poco che ho fatto e l'ho fatto bene. E mi diletto e riesco. Però fare l'artista maggiore di tutte le cose è quello che fa ridere, quello che fa soddisfare. Infatti l'artista generalmente quello con la A maiuscola di artista, fare qualcosa di artistico. Fare l'artista vuol dire fare qualcosa di artistico, e fare qualcosa di artistico è anche coinvolgere la gente. Se non fai entrare la gente all'arte, non sei artistico. A volte se tu devi fare un monologo con delle cose tue che hai in mente e tu le scrivi, a volte è molto impressione portare un foglio copiato con le tue idee. Devi andare lì e parlare a voce aperta senza nessuna cosa scritta, far vedere che sono tue idee, non quelle scritte da un copione. Il copione è quello che tu ti segni per gli appunti, ma la testa è quella che ti ha suggerito le cose. Poi parliamo della creatività, che è quello che si ottiene con la fantasia, immaginazione, che è quello che si ottiene con la fantasia, immaginazione e improvvisazione. Si ottiene la creatività, cioè creare quello che tu hai in mente, senza scalette. Se tu hai una scaletta, puoi farsi l'attore. Alcuni attori hanno le scalette, hanno le registe, le cose da dire, ma molti no, molti attori famosi no. Altri attori famosi, che ne so, Pucci, che ne so, mettono me, leggono nella propria testa le cose da dire, come me.